La CISL e l'Adiconsum hanno scritto al prefetto di Agrigento e ai sindaci per segnalare lo stato di degrado in cui versano le strade della zona montana di competenza del libero consorzio comunale di Agrigento. Con l'approssimarsi della stagione invernale, queste strade necessitano di interventi di manutenzione e di rifacimento del manto stradale. Le precarie condizioni delle strade interne penalizza lo sviluppo delle numerose aziende agricole, molte delle quali nate da iniziative imprenditoriali di giovani. Tra le strade che hanno bisogno di interventi urgenti e segnalati figurano la provinciale 31 Cattolica Eraclea Cianciana, la numero 32 Ribera Cianciana, la provinciale 34 Bivio Tampurello Bivona e ancora le strade provinciali Montallegro Cattolica Eraclea, San Giovanni Gemini Santo Stefano Quisquina, la provinciale che collega la stazione di Cammarata con il centro abitato e ancora la San Biagio Platani Alessandria della Rocca e la 26 San Giovanni Gemini Bivio Tumarrano. Intanto dalla Regione arrivano i fondi per i comuni siciliani destinati ai progetti contro il dissesto idrogeologico. Le somme saranno gestite dalla struttura guidata dal Presidente della Regione Nello Musumeci, il quale dice di avere compiuto un ulteriore passo avanti verso la soluzione della carenza di un parco progetti cantierabili che rappresenta uno dei problemi più annosi che affliggono la Regione. Abbiamo le risorse, dice il Presidente Musumeci, ma purtroppo mancano adeguate professionalità e competenze all'interno delle amministrazioni comunali. In provincia di Agrigento l'unico comune interessato ai finanziamenti è quello di Alessandria della Rocca, dove verrà effettuato il consolidamento della via del santuario per una spesa di 1.122.000 euro.